Ieri l'avvio, oggi è entrato nel vivo il raduno Triveneto degli Alpini a Vittorio Veneto. Stasera una puntata speciale di Ring dalla città della vittoria e domani la lunga diretta della sfilata delle penne nere. Dopo la firma tra Treviso e Padova che ha sancito la nascita di Assindustria Veneto Centro, già si pensa alla fusione con Venezia per creare il primo polo produttivo italiano. Il governatore Zaia dice nasce un interlocutore forte. Pauroso scanto a 320 km all'ora illeso per miracolo Giorgio Sennaggiotto, pilota del team Cettiler di Villorba impegnato nella 24 ore di Le Mans. Solo un anno fa aveva raccontato a 20:10 la sua esperienza. Rocambolesca fuga di due giovani in scooter nella notte a Villorba. Per evitare di essere sorpresi con qualche grammo di droga hanno cercato di speronare la polizia. Nessun cambiamento ai battuti, parziale riapertura di Piazza Rinaldi, tutto rinviato invece al Palazzo della Fiera. In attesa di nominare la sua squadra, il sindaco di Treviso Conte fa il punto su alcune zone discusse della città. Una notte particolare tra le mura dell'abbazia di Nervesa. Fino all'alba di oggi una staffetta di volontari ha citato i nomi dei caduti sul Piave nella battaglia del Solstizio. Continua la rubrica dedicata ai vostri oggetti della Grande Guerra. Oggi saliamo sul Grappa dove l'ex preside di Crespano ci mostra cosa ha trovato nel suo terreno. Buonasera da Vittorio Veneto, il telegiornale di Treviso di Antenna 3 si apre qua perché questa è la sera clou della Donata Triveneta degli Alpini. Allora noi andiamo dal maresciallo della brigata dei congelati della Cadore. Maresciallo, il suo nome? De Poloni. Allora dia l'attenti e cominciamo la kermesse. Va bene. Attenti! E con il 33 si apre il nostro telegiornale di Treviso per dimostrare qual è l'atmosfera qui a Vittorio Veneto, a Donata Triveneta degli Alpini, con la brigata congelati Cadore che ha appena terminato il suo carosello, ma è stato l'ultimo di una serie di grandi appuntamenti per questo sabato, iniziati questa mattina con l'alzabandiera, poi naturalmente c'è stato il passaggio al Bosco delle Penne Mozze dove c'è stato il ricordo dei caduti, poi c'è stata la partenza della lampada votiva dal Bosco delle Penne Mozze verso la cattedrale di Vittorio Veneto, la lampada votiva che dopo Vittorio Veneto tornerà a Vicenza, a Montebello, di conferimento della cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini, ma la parte importantissima è stata quella di oggi pomeriggio, quando alle 18 gli alpini dalla chiesa sono sfilati qui verso la piazza del municipio, ricordando quel 30 ottobre quando i primi soldati, 30 ottobre 1918, quando i primi soldati italiani arrivarono a Vittorio, la città che divenne la città della vittoria, ma proprio con la fine della Grande Guerra. E allora proprio per questo intanto vi faccio vedere la serie di persone con il nostro Paolo Bottero, vi faccio vedere la serie di persone che in questo momento sta assiepando la piazza, veramente un grande abbraccio da parte di tutti agli alpini e soprattutto all'alpinità. Vedete ancora, nonostante siano passati gli anni, come l'ordine e la disciplina di questa banda musicale, di questa fanfara, riesca a far capire l'alpinità come sia dentro le vene e dentro i corpi di queste persone, ma soprattutto dentro l'anima. E allora a questo punto noi diamo di nuovo la linea allo studio, non prima di aver lanciato il servizio con cui abbiamo raccontato come si è svolta invece la prima giornata della Donata Triveneta degli Alpini. La lunga cavalcata verso la sfilata di domani con 30.000 penne nere nella città della vittoria, nella città che ha significato 100 anni fa la fine di una tragedia. È stata una prima giornata intensa quella di ieri per la 3 giorni alpina di Vittorio Veneto che coinvolge l'intero comprensorio. Nei sacelli lo scoprimento di una pietra d'inciampo a memoria dei caduti della prima guerra. Oggi scopriremo questa pietra in ricordo di quello che è stato, del lavoro fatto, una pietra che non è solo pietra presente nel monumento di Tarzo, ma è una pietra che troveremo su tutti i comuni della vostra sezione, quindi un grazie a tutto quello che state facendo. E poi la partenza delle fiaccole tricolori che nel pomeriggio hanno acceso in Piazza del Popolo il braciere del ricordo. Portate con voi il messaggio di pace che poi celebreremo questa sera. Buon viaggio.
In 500 all'alzabandiera autorità civili e militari, cittadini, per il via ufficiale all'adunata triveneta. Siamo qui per ricordare, certo, perché gli alpini lo hanno dentro il cuore, lo hanno come messaggio lasciato fin dalla fondazione di questa nostra associazione, lo hanno perché è scolpito per noi sull'Ortigara, su quella colonna mozza dove è scritto per non dimenticare. Le note sono quelle di Montegrappa, tu sei la mia patria. Com'è che fa Montegrappa, tu sei la mia patria? Poi Montegrappa, tu sei la mia patria, cercherò di destino il destino, ma sei sempre nel cuore vicino, viva gli alpini, viva gli alpini. Andiamo avanti con il nostro maestro. Al maestro! Questo è il nostro maestro, il più grande maestro. Cosa vuol dire continuare a suonare con la banda nonostante si è congedati? Mi sembra di essere fermo ancora nel 1983. A parte questo è un'esperienza bellissima, sembra che qua il tempo si sia fermato, andiamo a fare esperienze nuove, stupende, con dei ragazzi che vengono da tutto il nord Italia e anche oltre, una passione veramente. Gli alpini uniscono, pochi minuti per il telegiornale, però volevo far vedere gli applausi della gente, guardate quante penne nere, e adesso una ultima battuta la facciamo con il signore. Dai, allora, prima il generale Genovese, però il padrone di casa sarebbe lui veramente vittorioso. Generale Genovese, allora, contento di come sta proseguendo questa triveneta. Avete visto il finale della Cadore? La Cadore è una risorsa eccezionale, unica nel suo genere, quindi guardate questi uomini, guardate questa gente, guardate questi ragazzi che sono sempre ragazzi, anche se hanno 50 anni, se saranno in porta, sempre ragazzi sono. Senta comandante, il gruppo lavora? È a posto? Ordinato? Eccezionale, eccezionale. Allineato e coperto? Allineato e coperto, non ci sono problemi. E allora, Francesco Introvigne, comandante anche lei, diciamo così, del presidio che c'è qui. Certo. Allora, domani a che ora si comincia? Si comincia alle 8:30 con l'alzabandiera, ma sarà uno schieramento di quelli ufficiali, di quelli che lasceranno il segno, perché avremo tutte le componenti massime dell'alpinità qua in piazza. Grazie, noi adesso restituiamo la linea al telegiornale per le altre notizie, poi la riprenderemo verso la fine, quando purtroppo la Cadore ci avrà già lasciato. Grazie a Lucio Zanato e buonasera a voi telespettatori. Questo inizio anomalo, ma era d'obbligo ovviamente per la festa degli alpini a Vittorio Veneto. Allora riparleremo degli alpini fra pochissimo, peraltro alle 21:15 la grande diretta di Ring dopo il nostro telegiornale, ma ve lo ricorderemo dopo. Parliamo adesso della grande fusione Padova-Treviso, cioè della fusione del gigante industriale. Il triangolo industriale italiano si sposta una volta era Milano, Genova, Torino, e adesso è Milano, Bologna e Nord-Est. Deve essere questo il nuovo orizzonte degli industriali veneti. E la firma della fusione tra Unindustria Treviso e Padova, sancita con l'assemblea al Palaexpo di Mestre, è un altro passo concreto verso questo obiettivo da numeri decisamente importanti. Una realtà economica che è quella in sostanza della Lombardia e dell'intero nord-est, che sarebbe la sesta nazione europea. Soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla Presidente degli Industriali della Marca. Come sarà questa casa? Questa casa sarà come siamo noi, sarà aperta, sarà accogliente, sarà inclusiva. A ciascun collega di Padova e di Treviso che ha preso parte a questo progetto voglio esprimere tutta la mia gratitudine e il mio affetto per aver sostenuto e per aver fortemente creduto in questa idea. Una strada verso il futuro senza dimenticare il passato, come ha tenuto a sottolineare il Presidente degli Industriali padovani. Qui davanti vedo imprenditori ottantenni, settantenni che partiti dai garage hanno creato quasi tutte le nostre aziende e sono stati protagonisti del boom del nostro Veneto. E poi vedo imprenditori di Este, di Cittadella, di Castelfranco, di Oderzo, di Noale, e non ne vedo nessuna differenza. È a questa inclusività e a questi imprenditori, a tutti voi, che io vorrei fare un grande applauso.
E il riferimento annuale non è casuale, visto che il prossimo traguardo sarà includere anche gli imprenditori del veneziano. E mentre all'interno si sanciva la fusione, fuori tornava prepotentemente il tema delle banche venete, con industriali che in certi casi accusano ancora pesantemente le conseguenze della disfatta. Ecco perché dal numero 1 di Intesa ci si aspettano segnali chiari di sostegno alle imprese. Io credo che noi abbiamo fatto tutto il possibile, è chiaro che questo tipo di problematiche che sono sorte hanno determinato un impatto anche sull'economia reale del territorio e noi stiamo cercando di investirci ancora di più per poter accelerare la crescita in quei territori. Presente al momento della firma anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che parla della nascita di un interlocutore forte. La vedo anche come la volontà di far sintesi, di fare sinergia e soprattutto di avere un interlocutore forte. Pensare che questa diventa la seconda Confindustria d'Italia, questo fa ben sperare. Queste sono imprese che riescono a produrre, a dare un PIL di quasi 150 miliardi di euro e questa associazione di oggi rappresenta circa il 39% del PIL veneto. Da noi è importante l'internazionalizzazione, è importante valorizzare queste 600.000 imprese ed è fondamentale che si metta mano alla tassazione. Abbiamo un total rate tax del 68,5% contro una media europea del 46%. La cronaca, ma è la cronaca che viene dalla Francia, perché è rimasto illeso per miracolo dopo uno schianto ad altissima velocità e già pronto anche a ripartire per la gara. Protagonista il pilota di punta del team Cetilar di Villorba, che sta gareggiando in questi giorni alla 24 ore di Le Mans e che proprio da Antenna 3 aveva raccontato lo scorso anno l'avventura nella storica corsa. Noi raggiungevamo i 300 all'ora già dopo più o meno circa un chilometro e mezzo. Lo schianto a 320 km all'ora durante le prove di una delle corse più famose al mondo, la 24 ore di Le Mans, in Francia. L'apprensione ai box, l'auto semidistrutta dopo l'impatto, l'ambulanza che corre sulla pista prima che si tirasse un sospiro di sollievo vedendo lui, Giorgio Sennagiotto, uscire dall'abitacolo praticamente miracolosamente illeso. Attimi di paura che sono rimbalzati dalla Francia alla marca trevigiana, in cui la Villorba, dove ha sede il quartier generale della Cetilar, corse, la scuderia di Sennagiotto, 37 anni, il prossimo 28 luglio, di Cairano San Marco. Al volante di quella Dallara P217 Gibson, con la quale sta affrontando, insieme agli altri piloti del team, l'avventura della 24 ore di Le Mans. Non la prima volta, anzi. Lo scorso anno la scuderia trevigiana si è piazzata al 9° posto assoluto, un risultato storico che Sennagiotto era venuto a raccontare proprio negli studi di Antenna 3, ospite di 20 e 10, spiegando anche l'incredibile potenza e l'assetto di questi bolidi. A 200 km all'ora, quindi non parliamo di 300 km all'ora, ma parliamo di 200 km all'ora, noi abbiamo 1000 kg di schiacciamento dell'aria sulla vettura. La vettura pesa 900 kg, quindi noi potremmo guidare tranquillamente capovolti, non so, in una galleria e poter stare attaccati ad un muro senza cadere dalla galleria, a 200 km all'ora. A provocare l'incidente è un problema tecnico. Il pilota trevigiano ha perso il controllo della vettura che per 2 volte ha violentemente sbattuto contro le barriere laterali. Un duplice schianto ad altissima velocità con l'auto che si è sollevata da terra girandosi su se stessa. Una scena che ha fatto temere il peggio per le sorti di Sennagiotto, che immediatamente ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, uscendo con le proprie gambe dall'abitacolo, e anzi il suo pensiero è andato subito alla macchina e la speranza che fosse recuperabile come è stato per schierarla in gara, per ripartire più forti, senza paura ma con la consapevolezza di aver sfiorato un rischio altissimo. Adesso la cronaca che ci riporta nelle nostre strade a Villorba e la rocambolesca fuga di 2 giovani in scooter che, per evitare di essere sorpresi con qualche grammo di droga, hanno cercato di speronare la macchina della polizia. In fuga dalla polizia a bordo di uno scooter hanno ripetutamente tentato di speronare la volante per riuscire a dileguarsi, ma alla fine sono stati fermati. È accaduto alle 4 di questa mattina ai confini tra Treviso e Villorba, dove gli agenti hanno notato 2 soggetti in sella a uno scooter 125 grigio scuro che alla vista della pattuglia hanno spento i fanali allontanandosi a forte velocità. Una volante si è messa all'inseguimento, un'altra è arrivata dopo qualche minuto in supporto in via Roma a Carità l'Epilogo. Dopo tratti in contromano e tentativi di speronamento, i 2 sono caduti rovinosamente a terra cercando poi di scappare a piedi. Rincorsi sono stati bloccati. Si tratta di un 20enne veneziano di origini magrebine arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale. Nascondeva in un calzino 3 grammi di droga. L'altro è un minorenne, un 17enne veneziano denunciato a piede libero. In tasca aveva un taglierino di 10 centimetri.
Ora la politica cittadina è il nuovo sindaco di Treviso Mario Conte che fa il punto su alcune zone discusse della città e parla anche ovviamente di pedonalizzazione. Piazza Santa Maria dei Battuti, indietro non si torna. Malgrado abbia già fatto sapere di voler ripristinare la circolazione nell'area a traffico limitato tra San Francesco e Piazza San Vito, il sindaco Mario Conte chiarisce che la sua amministrazione intende confermare ai Battuti la chiusura alle auto. Piazza Rinaldi, invece, definita cattedrale nel deserto, potrebbe riaprire parzialmente, quantomeno dice, per ricavarvi alcuni posti auto da mettere a disposizione di chi debba accedere all'ufficio anagrafe, tanto più che spesso e volentieri i trevigiani fanno da sé, lasciando la macchina al lato della piazza in sosta vietata per qualche minuto. Zona invece che per il momento non sarà toccata è Prato della Fiera. Oggi è un parcheggio che è molto legato alla funzionalità del cantiere dell'ospedale. C'è un cantiere che durerà 6 anni della cittadella sanitaria e quindi non è pensabile di andar a togliere quel parcheggio. Noi però vogliamo costruire un percorso che vada oltre i 6 anni e lo faremo coinvolgendo l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti per fare un concorso di idee appunto su quel prato a partire dalla fine del cantiere. A quel punto, dice il sindaco, via libera alla fantasia, fermo restando alcuni caposaldi. Ben vengano idee che prevedono anche delle aree a prato, ma bisogna sempre tenere in considerazione che ci sono delle esigenze dei residenti, delle attività che sono lì attorno al prato della fiera e c'è anche la problematica legata appunto alle fiere di San Luca. Parliamo di ambiente adesso perché Asco Trade rimette mano alla sua sede di Pieve di Soligo, lo fa affidandosi ai progetti green degli architetti trevigiani. Rispettare la propria anima green, affidandosi alle idee dei giovani architetti trevigiani per rinnovare in chiave ecosostenibile l'ufficio vendite di Pieve di Soligo, ospitato in un palazzo costruito nel 1982. Niente sprechi, niente materiali inquinanti, rispetto per l'ambiente e la salute degli utenti. 14 progetti che hanno partecipato al concorso indetto da Asco Trade, azienda di distribuzione di gas ed energia elettrica, con il coinvolgimento della Fondazione Architetti di Treviso, 3 i vincitori e 2 le menzioni speciali. Ad aggiudicare il primo premio un giovane professionista che ha presentato una proposta giudicata semplice ma efficace. Il futuro dell'architettura è utilizzare materiali ecosostenibili e che comunque, se non possono essere riciclati, possono ritornare in un ciclo continuo di utilizzo, come ad esempio gli acciai che una volta utilizzati possono essere fusi e nuovamente utilizzati per nuove costruzioni. Noi abbiamo suggerito una procedura molto particolare che è una gara non tra soggetti sulla base dei loro curricula, ma una gara presentando dei progetti, quindi un concorso di progettazione che desse dei premi ma desse anche un qualche tipo di incarico, e così è stato. L'idea di farlo assieme alla Fondazione degli Architetti è l'idea di una società che fa un lavoro di squadra sul territorio. Noi non ci muoviamo da soli, ci muoviamo assieme agli altri, pensiamo a Tune, pensiamo alla rete di impresa che abbiamo costituito con tutte le utilities trevigiane, e questa idea, questo concorso di idee nasce proprio in continuità con questa nostra filosofia. Oggi si vince in squadra e non da soli. Adesso la pubblicità, poi fra poco torneremo a Vittorio dagli Alpini. Eccoci in studio in diretta telegiornale di Treviso, premiati i giovani partecipanti della terza edizione di Dote in Movimento, ovvero lo sport per i più piccoli. Premiati direttamente dai loro beniamini, da quei campioni dello sport che sognano di eguagliare. È successo ai bambini protagonisti della terza edizione di Dote in Movimento, iniziativa di Assosport, Regione Veneto e CONI, nata con l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva tra i più piccoli. Sono 1500 i bambini tra i 6 e gli 11 anni che dal 2012 hanno goduto di questa opportunità, riservata alle famiglie a basso reddito. I 500 buoni sport di questa edizione hanno così permesso ad altri tanti bambini di praticare per un anno un'attività sportiva gratuita presso una delle 400 società sportive venete aderenti. Patinaggio, nuoto, rugby, pallavolo, basket ed altre discipline. Per tutti i consigli d'oro dei campioni di oggi e di ieri, rivolti tanto ai bambini quanto ai genitori. Noi genitori dobbiamo capire che lo sport all'inizio è proprio un gioco e quindi loro devono, come lo dice la parola stessa, divertirsi. E spesso e volentieri le pressioni che arrivano da noi genitori impediscono proprio al bambino di
di vivere l'essenza del gioco che è il divertimento. Mi piace molto una citazione che dice: tutti noi abbiamo il diritto di non essere dei campioni, quindi credo che lo sport faccia bene, sia bello, occupa il tempo e dà grande energia anche per poi avere un obiettivo su se stessi. A proposito di sport, il ciclismo, l'evento di Cadel Poggio, dove oggi nel pomeriggio si è conclusa l'edizione 2018 del Giro d'Italia Under 23 in una cornice davvero spettacolare. L'inedita cronometro in real time e ancora la spettacolare cornice di Cadel Poggio a San Pietro di Feletto è una giornata di sole difficile da dimenticare. Non poteva esserci chiusura migliore per il Giro d'Italia Under 23, fucina dei professionisti di domani, con i primi 15 della corsa partiti a seconda del distacco accumulato in classifica rispetto alla maglia rosa, il russo Alexander Vlasov. Partenza alle 14.30 dall'antica Pieve, tracciato di poco meno di 23 km, che ha incoronato proprio il russo Vlasov vincitore del Giro 2018. La lotta per il secondo posto tra Stennar e Almeida è finita a favore del portoghese negli ultimi 200 metri, terzo dunque il britannico Stannard, quarto Donovan, ottavo il primo degli italiani Alessandro Covi, autore di una grande rimonta. E nel frattempo stand enogastronomici, DJ set, musica dal vivo e grandi ospiti del mondo sportivo hanno animato Cadel Poggio a conclusione di una giornata tutta trevigiana, iniziata con la semitappa mattutina Conegliano Valdobbiadene di quasi 73 km, l'epilogo sulla salita simbolo delle colline del Prosecco, uno scenario e una manifestazione fortemente voluti dal presidente del Veneto Luca Zaia, presente a Cadel Poggio, per offrire al territorio e ai suoi prodotti una nuova importante vetrina e alle migliaia di appassionati di ciclismo di casa nostra un nuovo evento dopo il Giro d'Italia di maggio. Allora la memoria, il ricordo, la suggestiva notte passata tra le mura dell'abbazia di Nervesa, da mezzanotte fino all'alba di oggi, una staffetta di volontari che ha fatto l'appello degli eroi del Piave, recitando i nomi delle vittime. De Conti Mario, De Falco Raffaele, De Feo Luigi, De Peso Pietro. Quest'anno celebriamo il centenario della battaglia del solstizio e siccome la battaglia del solstizio è iniziata alle 3 di notte, nella notte tra il 15 e il 16 giugno del 1918 e che abbiamo il sacrario che raccoglie tutti i morti del Medio Piave, l'idea era quella di declamare i nomi di tutti questi morti, di fare l'appello dei caduti. L'appello degli eroi del Piave. Nella notte del Montello, e precisamente a 100 anni dal loro sacrificio, una staffetta di voci li hanno voluti ricordare tra queste doline bagnate del loro sangue. E l'emblema della loro ultima battaglia è l'abbazia di Sant'Eustachio, muta testimone della devastazione di quell'anno, tra disfatta e vittoria, dove i volti di questi nomi hanno abbracciato la morte nella speranza di una vita migliore per tutti noi. I nomi che verranno declamati questa notte sono circa 6.100, 6.099 per la precisione. I caduti presenti al sacrario sono circa 9.300, però di questi appunto circa 3.000 sono ignoti. E ad un certo punto la notte ha voluto il buio tutto per sé, trasformando i lampi delle luci che tentavano di riaccendersi nei bagliori dei primi colpi di artiglieria di quel 16 giugno 1918. Una celebrazione, perché la notte del solstizio non è stata una rievocazione, ma un vero e proprio rito laico, per far rivivere almeno per un momento queste anime. Lo scopo di questa idea è quello di tramandare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, il ricordo di un evento così tragico che è stato per la nostra comunità, in modo che non si possa più commettere quegli errori. E proprio nei giorni del ricordo della battaglia del solstizio, più che mai continua la nostra rubrica del sabato dedicata ai vostri oggetti della Grande Guerra. Oggi saliamo sul Grappa dove l'ex preside di Crespano ci fa vedere cosa ha trovato nel suo terreno verso la cima del Monte Sacro alla Patria. Signor Giuseppe, questi due oggetti dove li ha trovati, che cosa sono? Ecco, siamo proprio a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, li ho trovati qua a 5-6 metri qua sotto, dove c'era una trincea, in particolare l'ho trovato mio figlio, ecco. Sono affezionato a questi oggetti, la gavetta, cioè dove i soldati italiani mangiavano quel poco che mangiavano, e la borraccia per bere acqua, eccetera, e così via. Due oggetti simbolici della dura vita che c'era in trincea qui 100 anni fa. Sono riaffiorati da una ferita nel terreno che il tempo e la natura avevano cercato di cancellare. Ma la memoria non si cancella, soprattutto in quelle zone letteralmente devastate dalla guerra.
Qui, dove oggi c'è una casa e delle arnie, giusto un secolo fa c'era solo devastazione. Terra brulla sollevata dalle migliaia di colpi sparati dall'artiglieria, solchi profondi dove i soldati italiani vivevano in condizioni estreme la loro quotidianità, fatta del rancio in gavetta e dell'acqua sporcata di vino e di fango nella borraccia. Vicende che sembrano lontane anni luce, ma che questi oggetti ritrovati, spostando appena qualche pietra, riportano vicino a noi e che per un preside, seppur in pensione, sono diventati subito strumento didattico per le classi che vengono ancora quassù a trovarlo. Occhi giovani che fanno fatica a capire cosa sia la guerra. Li guardavano con curiosità, però non so se si rendono conto veramente che servivano a qualcosa, servivano per mangiare o la pallottola che trovo serviva per uccidere qualcuno. Li guardano in modo un po' distaccato, forse loro, come noi per esempio abbiamo studiato le guerre puniche eccetera in modo distaccato, perché forse 100 anni per loro sono troppo lontani. Ecco perché secondo il preside Giuseppe questi oggetti hanno un valore inestimabile e non solo per le nuove generazioni. Che emozione prova quando li tiene in mano? È un'emozione forte, nel senso a me sembra quasi impossibile che 100 anni fa qui si morisse, si combattesse. Dal Lucio Zanato del suo viaggio tra gli oggetti della memoria, Lucio Zanato che vedo in diretta alla Vittorio Veneto. Allora ti chiedo veramente un minuto perché siamo in chiusura, ma facci un po' il bilancio conclusivo di questa giornata e dando l'appuntamento anche poi a stasera. Lucio. Allora, dunque, il bilancio non può essere che ottimo. Adesso c'è stato il rompete le righe con Paolo Botero e facciamo vedere la convivialità degli alpini, però Paolo viene con noi perché ovviamente vi presentiamo che cosa succederà questa sera. Ovviamente vi facciamo vedere il set di ring, speciale ring. Abbiamo il nostro conduttore Ferdinando Varino. Ferdinando, questa sera chi c'è e soprattutto di che cosa si parlerà? Ciao Alpini, a tutti. Alpini ovviamente aspettando il raduno di domani con la sfilata che seguirete in diretta a partire dalle 9:15, ma questa sera alle 21:15 saremo in onda l'onorevole De Menec, il sindaco Tonon di Vittorio Veneto, Gian Antonio D'Area, assessore Elena Donazzan, gli alpini con Francesco Introvigne, c'è tantissime persone. E hai portato il ring in piazza? L'hanno montato, sì, io ho fatto ben poco, quindi Paolo Bottero soprattutto, Fabio Verin, Paolo Saravio, io ho montato l'ultimo pezzo per fare scena. Adesso noi diamo la linea perché andiamo a dargli una mano e perché sia tutto pronto alle 21:15. Prima di non fare nulla abbiamo già fatto tutto noi, ci vediamo alle 21:15. E poi domani per la sfilata sia su Antenna 3 e anche su Rete Veneta della consociata. A domani, linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, grazie anche a Ferdinando Varino che vedo già pronti. Allora l'hanno detto già loro, ve lo ripeto, 21:15 fra poco più di un'ora per seguire davvero una grande diretta da Vittorio Veneto. Grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di domenica 17 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo velato ovunque. Possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature che risulteranno essere in aumento, minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese tra 27 e 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per addensamenti sulle aree costiere ma del tutto innocui. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori della nostra regione, salvo per addensamenti sulle Alpi di confine, ma tendenzialmente senza nessuna conseguenza. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.